benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo, davanti al giudice del Tribunale dei Minori, la giovanissima coppia accusata di aver indotto al suicidio il padre di lei. L'uomo non ha retto alle continue minacce e ai ripetuti tentativi di estorsione dei due. 15 anni lei, 17 lui. Catania ha recuperato alla playa il corpo senza vita del pescatore amatoriale scomparso ieri, forse trascinato in acqua da un'onda anomala a Ognina, a chilometri di distanza. Ad Aragona, vicino ad Agrigento, nuova aggressione di un cane di famiglia. Azzannati madre e figlio, un bimbo di 4 anni, entrambi medicati in ospedale. A Catania nasce il comitato Cittadini per Bene e Civili, formato dagli abitanti di Viale Rapisardi, tanchi di spazzatura, degrado e assenza di controlli. Educare alla pace. A Catania la mostra itinerante è dedicata agli studenti, gli altri siamo noi, nella scuola Rita Atria di Librino. Pietrangelo butta fuoco al TG Sicilia, dal Mediterraneo sguardo rivolto all'Africa. Nel ponte verso il continente di fronte a noi il nostro futuro tecnologico, strategico, culturale. Si girerà a Catania Attenti al gorilla, serie TV ispirata ai celebri romanzi gialli di Sandrone Dazieri. Sarà prodotta dall'Accademia delle Belle Arti di Catania e sceneggiata dallo stesso autore, ospite stamane a Buongiorno Sicilia. Calcio, domenica in trasferta a Trapani, senza tifosi per il Catania, decisione presa per motivi di sicurezza, visto il passaggio obbligato dei sostenitori rossazzurri da Palermo. Toscano intanto pensa al sostituto dello squalificato Di Gennaro. C'è una notizia di poco fa, a Palermo sono diventate definitive le condanne da 4 a 7 anni per 5 dei 6 ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne violentata in un cantiere abbandonato del Foro Italico nel luglio di 2 anni fa. I 5 imputati beneficeranno della riduzione di 1/6 della pena prevista dalla legge. Solo uno di loro ha deciso di impugnare la sentenza. A denunciare ai carabinieri le violenze che sono state filmate con il cellulare del maggiore degli accusati era stata proprio la vittima, che si è anche costituita parte civile. Per lo stupro di gruppo è già stato condannato in appello a 8 anni e 8 mesi in abbreviato l'unico del branco che all'epoca non aveva ancora compiuto 18 anni. Altri giovanissimi alla sbarra sono davanti al GIP del Tribunale dei Minori di Palermo i 2 fidanzatini accusati di istigazione al suicidio del padre di lei, che si è tolto la vita al culmine di pressioni, minacce e insulti. Maglio Viola. È il giorno dell'udienza preliminare davanti al Tribunale dei Minori per la ragazzina quindicenne ristretta in comunità con l'accusa di aver istigato il padre al suicidio insieme al fidanzato 17enne. La turpe storia si è consumata al villaggio Santa Rosalia nel silenzio di un quartiere popolare di Palermo. L'uomo morto suicida aveva 48 anni, vedovo con 3 figli. Il calvario inizia quando il padre decide di contrastare la relazione fra la figlia maggiore, la quindicenne, e un 17enne del luogo. La reazione della coppia diabolica è violenta, minacce di pestaggi, insulti e alla fine l'ulteriore minaccia, quella intollerabile: non mi vedrai più e ti accuseremo di violenza sessuale. La storia la racconta l'uomo in una lettera alla figlia lasciata a marzo dello scorso anno prima di suicidarsi. Vi sono descritti 3 mesi di inferno, vicenda che gli inquirenti avrebbero riscontrato trovando nei telefonini dei 3 le chat con quelle minacce, con le richieste di denaro e tanto altro. Mi hai distrutto, scrive l'uomo nella lettera alla figlia. Prima di uccidersi lascia anche una seconda lettera agli altri 2 figli nella quale spiega di essere tormentato, ricattato e manipolato. La ragazza, difesa dagli avvocati Rosa Maria Salemi e Rosalia Zarcone, è stata rinchiusa in una comunità a Catania, mentre il giovane, assistito dall'avvocato Salvatore Ferrante, si trova all'Istituto Penale Malaspina per i minorenni di Palermo. Per entrambi la procura ha chiesto il rinvio a giudizio davanti al GUP del Tribunale Nicola Aiello. Lo scorso novembre il giudice per le indagini preliminari Alessandra Puglisi aveva respinto la richiesta di applicare una misura cautelare meno restrittiva presentata dai difensori dei ragazzi,
ragazzi, che di conseguenza hanno atteso fino ad oggi in una comunità, l'una, l'altro nel carcere minorile. Catania ha trovato cadavere, il pescatore scomparso da Ognina, il corpo trascinato dalle correnti fino alla playa, a chilometri di distanza. A denunciare la scomparsa erano stati i familiari. Tonino De Mana. L'epilogo è stato il più tragico, ovvero il ritrovamento del cadavere sulla spiaggia alla playa all'altezza del Lido Excelsior. La conferma è arrivata direttamente dai familiari che hanno riconosciuto la salma chiudendosi nel dolore e chiedendo il massimo rispetto per il loro congiunto. Il corpo del pescatore amatoriale di 44 anni, trascinato dalle correnti, è stato avvistato da un elicottero a diversi chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. Sembra che l'uomo si trovasse sugli scogli ad Ognina quando un'onda anomala, in quel momento il mare era agitato, o un improvviso malore lo hanno fatto cadere in acqua. Lo scooter dell'uomo è stato trovato posteggiato nei pressi del lungomare, assicurato con una catena. A lanciare l'allarme erano stati proprio i familiari preoccupati del ritardo del pescatore. Si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati polizia, guardia costiera e vigili del fuoco. Dopo alcune ore di ricerche, il macabro ritrovamento con gli accertamenti della polizia scientifica che confermano l'ipotesi dell'incidente. Ad Agrigento un nuovo episodio di aggressione da parte di un cane. Le vittime questa volta sono un bambino di 4 anni e la madre che voleva soccorrere il piccolo. Anche in questo caso l'animale di famiglia era legato alla catena. Lorena Dolci. Teneva in braccio quel cucciolo, un fagottino di pelo morbido, ma poi il bimbo di 4 anni si è avvicinato troppo a mamma cagna che era legata alla catena. Non è chiaro cosa sia successo, è certo però che il cane all'improvviso lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita al cuoio capelluto e al collo. La madre del bambino è accorsa in suo aiuto e anche lei è stata azzannata a una coscia. Entrambi sono stati medicati all'ospedale di Agrigento e dimessi con qualche giorno di prognosi. Il fatto è avvenuto nel piazzale dell'abitazione di una casa di campagna ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove la cagna, di cui non si conosce la razza, era legata. Una circostanza che, secondo gli educatori cinofili, potrebbe far scatenare l'aggressività dell'animale. Perché? Perché il cane non può avere nessuna fiducia nei riguardi dei proprietari, perché non si può instaurare un rapporto corretto tra cane e proprietario, perché ovviamente c'è una dose di stress di questo cane che mangia quello che deve mangiare e non brucia mai le energie, in quanto è sempre legato. La presenza del cucciolo poi potrebbe aver fatto scattare un istinto di difesa. Io sono convinto che la cagna, prima di mordere, nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, avrà dato dei segnali, degli avvertimenti. Non succede mai, le cose non succedono mai per caso, improvvisamente. È chiaro che il proprietario deve avere la capacità di leggere il cane e capire questi avvertimenti. 4 giorni fa nel Trapanese una donna di 62 anni, Rina Licari, era morta a causa dei morsi del cane di famiglia, anche in quel caso legato nel garage di casa. Un testo di legge che prevede il divieto di tenere il cane alla catena è passato alla Camera e attende adesso il via libera dal Senato. Un'occhiata al meteo, la pioggia e il vento di questa fine marzo ci accompagneranno fino ai primi di aprile. Oggi allerta gialla in Sicilia orientale e nei prossimi giorni la perturbazione potrebbe estendersi alla zona occidentale dell'isola. Francesco Triolo. Altro che abbandonare impermeabili ed ombrelli, la Sicilia è al centro e lo sarà per almeno una settimana di una perturbazione che già da oggi sta interessando tutto il versante orientale con piogge insistenti e temporali sparsi, anche di forte intensità, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Questa è la situazione che si è registrata nella prima mattinata di oggi con le nuvole che hanno interessato in particolar modo la zona orientale della Sicilia, dove la Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla. Dall'inizio della settimana la Sicilia è interessata da una perturbazione stazionaria che richiama dell'aria molto umida e più calda dal Nord Africa, mentre nei bassi strati sta entrando una ventilazione un po' più fresca dai quadranti settentrionali che sta determinando appunto questa situazione di stabilità con piogge, rovesci, anche dei temporali che nel corso delle prossime ore interesseranno anche a macchia di leopardo le aree centro-orientali dell'isola. Nei prossimi giorni il quadro non è migliore, con le nuvole che interesseranno anche la zona dell'isola, dove oggi si è avuto magari anche un pallido sole. Nel corso dei prossimi giorni questa perturbazione, seppur molto lentamente, si sposterà verso lo Ionio, cambierà la circolazione, avremo venti che già a partire dalla giornata di venerdì
ruoteranno dai quadranti occidentali e porteranno piogge e rovesci soprattutto sulle aree tirreniche, quindi sulla zona settentrionale dell'isola, tra il Messinese e il Palermitano, e sull'area occidentale, che finora è stata, diciamo, risparmiata da questa ondata di maltempo. Sembra ormai essersi esaurito invece il fenomeno della sabbia del Sahara, che nei giorni scorsi è arrivata sino oltre la Sicilia. Tornano a manifestare i forestali siciliani arrivati da ogni parte della regione. Questa mattina hanno raggiunto Piazza Indipendenza a Palermo per chiedere interventi concreti, a cominciare dalla riforma del settore. Marco Cullà. Il problema è una scelta politica chiara e ce lo devono dire in maniera chiara. Se vogliono questi la riforma o non la vogliono. Il cielo sopra i forestali siciliani continua ad essere grigio. Questa mattina una nuova manifestazione davanti alla sede della presidenza della regione in Piazza Indipendenza a Palermo. Forestali arrivati da ogni parte dell'isola per chiedere la riforma del settore, che precluderebbe, tra i vari punti, anche la stabilizzazione per i tanti lavoratori che da anni sono precari. Sono dal 92 che lavoro, prima con 25, poi con 50 giornate lavorative, e sempre a cercarmi un altro lavoro in nero. I sindacati attaccano. Dove è finita la riforma del settore della forestazione? La Sicilia è la quinta regione d'Italia per rischio idrogeologico, la prima per rischio di desertificazione. Questo imporrebbe un governo del territorio adeguato, e per avere un governo del territorio adeguato servono i giusti investimenti. Non abbiamo avuto nessun risultato o nessun riscontro da parte di questo governo. Nell'ultimo mese abbiamo cercato di intercettare più volte l'ufficio di presidenza o il presidente, perché ad oggi pensiamo che il governo deve prendersi un impegno forte. Sembrano le battaglie di Don Chisciotte, purtroppo, per colpa di una politica e di un governo che è sordo. I lavoratori forestali siciliani sono lavoratori a tempo determinato, come lo sono tanti lavoratori. Occorre, attraverso la riforma, aggiungono i sindacati, dare stabilità all'occupazione e mettere a reddito le risorse del bosco e del sottobosco. Dal 90 che non fanno più assunzioni. Che cosa hanno fatto? Niente. Siamo cittadini e cittadine che vogliono guadagnarsi il pane e i boschi sono un terreno fertile se qualcuno ci puntasse l'attenzione. Ma quale visione ha questa politica? Catania, spazzatura, degrado, assenza di controlli. Un comitato di cittadini denuncia lo stato di abbandono di Viale Mario Rapisardi. Qui è terra di nessuno, dicono. Anche i vigili urbani in doppia fila a prendersi il caffè. Tonino De Mana. Stanchi di restare inascoltati, hanno formato un comitato, ribattezzato Cittadini per Bene Civili, desiderosi di vedere la città di Catania rifiorire tra le sue bellissime strutture artistiche. Di artistico, in Viale Mario Rapisardi c'è ben poco, ad eccezione di moderne creazioni, frutto però degli immancabili incivili, che scaricano in ogni angolo e in ogni momento. Goffo il tentativo del comune di Gema di fermarli, visto che non basta un cartello che annuncia la videosorveglianza, ben sapendo che da quelle parti di telecamere non ce n'è neanche l'ombra. O forse sì, la nostra telecamera, sempre pronta a documentare e a raccogliere lo sfogo dei catanesi. A pochi metri dalla chiesa di San Luigi anche un sanitario in disuso, ve lo mostriamo. Ci sono nelle aiuole bottiglie, bicchieri, più sotto, se lei va un po' più sotto, c'è anche una poltrona. Il Viale Mario Rapisardi ormai è terra di nessuno. Spazzatura, anarchia, degrado e carenza di controlli. La lettera dei promotori del comitato ha destinatari ben precisi: l'assessore all'ecologia Pesce e il sindaco Trantino. Noi abbiamo già fatto 2 lettere, ma non abbiamo avuto nessun riscontro. Che ci sono le macchine posteggiate in doppia e tripla fila e anche sui marciapiedi. Si chiede il perché, eppure le macchine della polizia municipale passano, e allora cosa succede? Ma le macchine della polizia municipale, anche se passano, si fermano in tripla fila per prendersi il caffè anche. Signor Sindaco, noi non ne possiamo più e questo viale è veramente vergognoso. Restiamo a Catania, una mostra itinerante dedicata agli studenti per superare e vincere pregiudizi e discriminazioni. Percorsi per educare alla pace nella scuola Rita Atria di Librino. Giusy Lazzara.
Diversità, problema o risorsa, ma non è solo questo, è una mostra itinerante e soprattutto coinvolgente per i ragazzi su tante problematiche e temi. L'idea della mostra è che la diversità proprio è una risorsa e che se sappiamo impostare correttamente le relazioni, se sappiamo sottrarci al pericolo del pregiudizio e della discriminazione, si svela, si sviluppa la parte positiva della diversità. Discriminazione. I ragazzi sono chiamati innanzitutto a partire dal proprio vissuto, quindi a ricordare, confrontandosi con alcuni esempi posti dalla mostra, a capire se anche loro si sono sentiti magari vittime di discriminazione. Scoprire, sperimentare e agire, un cammino lento ma necessario, soprattutto a scuola, per imparare a superare i pregiudizi e le discriminazioni. Perché gli altri siamo noi, così la mostra che i docenti hanno voluto per il progetto di educazione alla pace dell'Istituto Comprensivo Rita Atria di Librino a Catania. Sappiamo bene che il pregiudizio lo vivono anche i ragazzi all'interno delle classi, con i loro compagni, a come sei vestita, che sei grasso, ma tu sei così, quindi. E poi a livello più ampio, quando ci incontriamo con gli altri, chi sono questi altri? L'altro può essere l'extracomunitario, per esempio, una persona che proviene da un'altra cultura. Diciamo che questa mostra, al di là della fruizione per i nostri ragazzi, ha tutto un percorso di preparazione a questa fruizione all'interno delle classi. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino, in diretta su Telecolor dopo il telegiornale alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, poi è telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor appunto alle 14.30 con un ampio spazio per i vostri messaggi. Pietrangelo Buttafuoco ad Acireale presenta la rivista della Biennale di Venezia di cui è presidente. È un'occasione per riflettere sulla politica internazionale letta con lo sguardo della cultura. Luca Ciliberti. Pietrangelo Buttafuoco si è perfettamente compenetrato nel ruolo. Lui, uno dei più vivaci intellettuali italiani, scrittore, giornalista, voce fuori dal coro e pensiero critico, spesso originale e dissonante, è dallo scorso anno presidente della Fondazione Biennale di Venezia, la più prestigiosa istituzione culturale italiana. Da allora gira il mondo per raccontare l'Italia e per raccogliere idee e suggestioni. Proprio con la Biennale di Venezia siamo stati a Dalian, siamo stati in Manciuria, in Cina, e una cosa che ho notato, un dettaglio importante, è quello di campus universitari. Ho chiesto informazioni, 60.000 studenti, il 70% di questi 60.000 studenti, facoltà di medicina, vengono dall'Africa. Per Buttafuoco la risposta a tutti i conflitti che stanno mettendo in crisi il mondo occidentale è uno sguardo oltre. Il Mediterraneo ha la possibilità di essere l'artefice di un destino potentissimo chiamato Africa, e quello è l'orizzonte attraverso il quale costruire un percorso tecnologico, culturale, politico, strategico. Nell'epoca della transizione digitale la Biennale sceglie di tornare alla carta e ad Acireale Buttafuoco, con il direttore editoriale Debola Rossi, ha presentato il secondo numero della rivista rinata dopo 53 anni. Un prodotto di assoluto livello con firme che nella scena internazionale raccontano il nostro futuro in un trimestrale che è un assoluto lusso. Attento osservatore delle dinamiche della politica nazionale e locale, sollecitato dalle domande sulla nuova formazione politica dei tre tenori Lombardo, Miccichè e La Galla in Sicilia, Buttafuoco però preferisce apparire distratto. Non lo so, vengo dalla Mongolia, quindi questo solo vi posso dire della Mongolia. Non ho avuto tempo, giustamente. Parliamo di TV e libri. Sarà girata a Catania la serie televisiva tratta dal romanzo Attenti al gorilla dello scrittore Sandrone Dazzieri, sceneggiata dallo stesso autore. Sarà prodotta dall'Accademia delle Belle Arti di Catania. Ecco il celebratissimo autore ospite oggi di Buongiorno Sicilia.
La cosa fantastica è il fatto di poter prendere un tuo romanzo, una tua storia, che ho scritto negli anni 90 all'inizio, poi la serie è andata avanti fino a pochi anni fa, e ambientarla in un'altra città. Quindi ristudiare, riraccontare qualche cosa. Io ho sempre pensato che i personaggi dei gialli possano essere universali, perché attraverso il crimine, attraverso l'indagine possono raccontare qualsiasi cosa. Ecco, nella prima tornata il Gorilla ha raccontato Milano, adesso racconterà Catania. Io credo che la capacità del giallo sia sempre quella di essere attuale, cioè se hai voglia di raccontare il presente, di studiarlo, allora il crimine è un modo anche per capire come cambiano le città, come cambiano la distribuzione del potere, come cambiano le storie, come cambiano i giovani. Ecco, l'idea è questa, cioè proprio di raccontare la nuova Catania, i nuovi giovani di oggi e anche il nuovo underground. Aspettiamo dunque attenti al Gorilla. Adesso facciamo la nostra pausa e poi il calcio con l'avvicinamento di Catania e Trapani al derby di domenica. State con noi. Trasferta a Trapani vietata ai tifosi della Catania. La decisione è presa per motivi di sicurezza dovuta al passaggio dei sostenitori rossazzurri da Palermo. Sul fronte campo toscano deve trovare il sostituto squalificato dello squalificato Di Gennaro. Francesco Triolo. Trasferta vietata a Trapani per i tifosi del Catania. Per motivi di sicurezza i residenti nella provincia etnea non potranno seguire la squadra rossazzurra domenica prossima per la partita di campionato delle 15. Un'assenza messa in conto, anche se fino all'ultimo si sperava in una decisione diversa. La motivazione legata non dalla partita in sé, vista l'amicizia tra la tifoseria etnea e quella granata, ma dal passaggio forzato a Palermo. Mancheranno i tifosi rossazzurri, anche Catania e Trapani per il derby di domenica dovranno fare a meno di alcuni elementi. Al provinciale non sarà in panchina Toscano, squalificato dopo l'ammonizione rimediata col Crotone, così come Di Gennaro, mentre nel Trapani il giudice sportivo ha fermato per ben 4 giornate Liotti, che il presidente Antonini ha annunciato di voler mettere fuori rosa dopo il rosso rimediato a Capa dei Tirreni. Rientrato invece in casa Granata la Grana allenatore, Torrente non si è dimesso, la società ha deciso di continuare così. Ecco quindi l'avvicinamento alla partita del provinciale che Telecolor trasmetterà in chiaro ed esclusiva dalle 14. È incentrata molto sui possibili sostituti e su come potrebbe cambiare anche il sistema di gioco dei rossazzurri. Toscano per sostituire Di Gennaro ha già la soluzione in tasca. In difesa infatti è pronto per una maglia da titolare del Fabbro. Difficile che il tecnico cambi qualcos'altro in difesa, dove c'è sempre il ballottaggio Gega-Allegretto, ma il primo ha fatto bene sia a Messina che contro il Crotone e quindi difficilmente verrà sostituito. Il vero nodo è quello dell'attacco, soprattutto perché è legato all'assenza di Inglese e alle condizioni fisiche precarie di Montalto. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.